Tragedia nella nota cantina Cadiraio a San Polo di Piave. 46enne dipendente di Bassano muore annegato nella cisterna di vino. Era intervenuto per soccorrere un collega 31enne di Cordignano colpito dalle esalazioni. Quest'ultimo è gravissimo, in ospedale. Marco Bettolini era l'enologo dell'azienda. Siamo frastornati, per me sono come dei figli, le parole disperate del titolare dell'azienda poco dopo il dramma. Il sindaco di San Polo, comunità sconvolta. Ancora allarme baby gang a Treviso, la squadra mobile individua e blocca il ventenne a capo di una banda di giovani protagonisti di ripetuti atti di violenza nei confronti di un sedicenne in centro. Infiltrazioni d'acqua per la pioggia in 10 classi della sede distaccata dell'Inaudi Scarpa a Montebelluna, 250 studenti a casa, lavori di manutenzione straordinaria, domani lezioni regolari. Falsa partenza a Vittorio Veneto per il nuovo servizio di bus scolastici, tra corse annullate e fermate saltate. Il comune sta correndo ripari e valuta ogni azione. Nel mirino un'azienda del Lazio che ha l'appalto del trasporto. Lavora come barbiere senza avere i requisiti. A Castelfranco, blitz della polizia locale, denunciato un giovane marocchino, attività sospesa. A Conegliano un gruppo di disabili in carrozzina denuncia ai nostri microfoni troppe barriere architettoniche in città, ci sentiamo discriminati. Tumori, quasi 2000 interventi l'anno nella Marca. Gli anni del Covid hanno rallentato la prevenzione e si prevede un incremento di patologie oncologiche. Da Superman a Hulk fino all'uomo ragno, speciali ospiti acrobati oggi per i bambini della pediatria del Cafoncello nell'ambito del progetto Camminare per la vita. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque il telegiornale di Treviso si apre con la cronaca della tragedia di San Polo di Piave, così come abbiamo aperto il telegiornale del Veneto. Voleva salvare il collega caduto nella cisterna dopo il malore, poi è caduto a sua volta ed è annegato. La tragica fine del 46enne di Bassano nel primo pomeriggio di oggi in una cantina di San Polo di Piave. Il 31enne salvato di Cordignano in gravissime condizioni al Cafoncello. Ci ricolleghiamo con Daniela Sizia a San Polo di Piave. Buonasera Daniela. Buonasera Nicola, buonasera anche ai telespettatori. Sì, noi ci troviamo proprio di fronte all'azienda vitivinicola Cadiraio. È una delle aziende storiche di questa comunità, conosciutissimi anche i titolari che hanno portato avanti l'attività del nonno che l'aveva fondata. E io vi faccio subito vedere, Nicola, là in fondo vedete un'auto, ci sono anche delle persone che stanno camminando. Ecco, lì c'è il serbatoio, lì si è consumata la tragedia. Là in fondo c'è stato un via vai di persone, è accaduto intorno alle 2. Se può essere ancora più drammatica la situazione è quando si è saputo che il 46enne aveva tentato disperatamente di salvare il collega, fra l'altro amico, perché erano amici loro, ci hanno raccontato anche i titolari, e purtroppo lui non ce l'ha fatta, si è accasciato nel serbatoio dove c'era del vino. E qui le parole disperate proprio anche del titolare, le lacrime agli occhi, non riusciva nemmeno a parlare. Ci ha detto: io una parte della mia vita è finita e spero che l'altra parte riesca a vivere. E ovviamente parlava del 31enne che sta lottando tra la vita e la morte in ospedale a Treviso. E sono intervenuti i carabinieri, sono venuti e andati più volte, hanno cercato di capire, ricostruire questa tragedia insieme agli uomini dello Spisal, e sono intervenuti anche 2 squadre dei vigili del fuoco e un via vai di persone. Purtroppo ci hanno detto per il 46enne davvero non c'era più nulla da fare, ma cerchiamo di ricostruire questa tragedia, questa drammatica giornata, questo drammatico pomeriggio nel servizio di Christian Arboit. Poi torneremo a parlare proprio insieme di quanto è avvenuto qui a RAI di San Polo di Piave. In questo momento siamo totalmente frastornati, perché io sto solo pensando a loro e basta. Sto pensando ai 2 figli che ho qui in azienda, perché la nostra è una famiglia, cioè siamo un gruppo di ragazzi che lavorano tutti assieme, e credetemi, in questo momento io sto solo pensando a loro.
e alle loro famiglie e basta, non sto pensando a nient'altro. Sono tutti attoniti alla cantina Cadiraio, dove nel pomeriggio si è consumato l'ennesimo dramma sul lavoro, costato la vita a un 46enne di Bassano del Grappa, Marco Bettolini, nel tentativo di salvare un collega 31enne di Cordignano, gravissimo al Cafoncello. Sono circa le 14 in via del Carmine, a Rai di San Polo di Piave. Il trevigiano è impegnato nella pulizia e manutenzione di una cisterna in autoclave in cui è stoccato del vino. Operazioni di routine, ma qualcosa va storto. Con ogni probabilità il 31enne inala delle esalazioni di monossido di carbonio che gli fanno perdere i sensi e lo fanno precipitare all'interno della vasca. Il collega bassanese tenta di salvarlo, ma subisce la stessa sorte. Prima un malore, poi la caduta. In azienda c'è il panico, scatta l'allarme, sono secondi e minuti concitati. Uno è andato dentro e l'altro è entrato a soccorrerlo, questo è quello che io so in questo momento. Dei ragazzi lì abbiamo provato subito ad aiutarli, ma la situazione non era facile, quindi anche per noi non era, in quei momenti lì non hai neanche la lucidità, perché è come tu abbia dentro un figlio, cioè non è che ci siano tante cose da dire, scusatemi. A morire annegato il 46enne di Bassano, mentre il personale del SUEM riesce a soccorrere il 31enne che per primo è caduto nella cisterna. L'elicottero lo porta al Cafoncello, dove si trova tuttora in prognosi riservata. Sul posto arrivano i vigili del fuoco, i carabinieri di San Polo e quelli del Norma di Conegliano, lo Spisal. È un pomeriggio di dolore. Bettolini è un enologo molto noto nel settore. La notizia piomba su Bassano nel tardo pomeriggio, non appena le forze dell'ordine riescono a mettersi in contatto con la moglie e i familiari, ma lo shock non può che essere generale. È davvero un brutto colpo per l'azienda, ma anche per la comunità quando succedono questi eventi. Questa è un'azienda storica del territorio? È un'azienda storica, diciamo la famiglia Cecchetto, poi anche con le attività che svolge durante tutto l'anno, aiuta a tenere viva anche la socialità e la comunità. Quindi aumenta ancora di più il dispiacere quando certi episodi colpiscono purtroppo anche queste nostre realtà, che sono anche eccellenza, espressione di eccellenza nei nostri territori. Di un incredibile accanimento del destino parla il presidente Luca Zaia. Simone Cecchetto, il titolare di Cadiraio, è parente di Giorgio Cecchetto, uno dei re del vino morto nei giorni scorsi e salutato proprio nelle scorse ore. Sono addolorato e vicino alle famiglie, dice Zaia. Superficialità e poca formazione, tuona invece la CISL, mentre per la UIL bisogna rivedere il protocollo della sicurezza in Veneto. Da inizio anno in tutta la regione ci sono state oltre 50 vittime, una strage senza fine. Qui, Nicola, è calato davvero un silenzio surreale in una giornata che doveva essere una giornata di festa. Avevano fatto delle foto questa mattina, sono le giornate della vendemmia, quindi insomma comunque è una grande festa, e invece è calato davvero il silenzio, e in fondo lo continuiamo a vedere, continuano a rimanere i titolari che continuano a camminare davvero quasi spaesati, camminano avanti e indietro vicino a questa cisterna. Ovviamente saranno ora gli inquirenti a cercare di ristabilire l'esatta dinamica di quanto è avvenuto. A dare l'allarme è stato proprio il titolare, che si è accorto di quanto stava avvenendo ed è subito accorso, ma ci ha raccontato, come avete sentito, una situazione davvero difficile anche per aiutare queste due persone che erano all'interno del serbatoio, e ovviamente da parte della magistratura sarà aperto un fascicolo. Poi insomma sentiremo domani anche quale sarà il reato ipotizzato, e come ti dicevo, guarda, ti lascio le immagini perché si sono riformati dei gruppetti di persone che continuano a rimanere lì, come se si potesse fare qualcosa, si potesse cambiare qualcosa. Purtroppo una tragedia davvero immensa. Fra l'altro sono state avvisate anche le famiglie proprio nel pomeriggio, quando sono state rintracciate, la moglie anche della vittima, e qua sappiamo insomma essere anche arrivati alcuni familiari. Qui da San Polo di Piave è davvero tutto. Nicola, se non hai domande ti restituisco la linea. No, grazie davvero a Daniele e anche a Francesca Pezzo. Insomma, avete raccontato, avete raccolto anche queste preziose testimonianze. Lo diceva Christian Arboit nel servizio, una giornata, un beffardo caso del destino, una giornata davvero terribile per San Polo di Piave, perché mentre si consumava la tragedia a Cadiraio, pochi chilometri più in là si tenevano i funerali del cugino dei titolari, lo storico imprenditore Giorgio Cecchetto. Giorgio,
ci ha insegnato che con umiltà, entusiasmo, costanza e ottimismo si può raggiungere qualsiasi obiettivo, anche il più difficile, che nella vita bisogna essere originali, non convenzionali, che bisogna essere curiosi, ma con una visione, che bisogna saper ritornare al territorio e a non limitarsi solo a prendere, che non esistono problemi, ma solo soluzioni, ma soprattutto ci ha insegnato che non bisogna mai mollare. E questo è il testamento morale di Giorgio Cecchetto. A sottolinearlo oggi il figlio minore Alberto, davanti ai fratelli, alla mamma e alla nonna Bruna, a volte in un dolore intenso ma composto. Il testamento di un uomo che tutti hanno definito una brava persona, innamorata della sua terra, della vita e della vita. E oggi in tanti l'hanno voluto salutare per l'ultima volta. E anche qui si è vista l'impronta che ha lasciato. In prima fila a rappresentare il suo Veneto il presidente Luca Zaia, la Marca con il prefetto Angelo Sidoti, la comunità di San Polo con il sindaco Nicola Fantuzzi, ma soprattutto tantissimi volti del mondo del vino in tutti i suoi aspetti. Tra loro anche i cugini Cecchetto di Cadiraio, che ancora non sanno della tragedia che si sta consumando nella loro azienda. Tanti che la parrocchiale non ha potuto tenerli tutti, allargando al sagrato, ma anche più in là la partecipazione religiosa ai funerali. Tanti sacerdoti che hanno concelebrato, segno della profonda religiosità che ha accompagnato Giorgio, soprattutto negli ultimi anni della malattia. Non so quanto pregasse prima, non gliel'ho chiesto, ma nell'ultimo periodo ha pregato tanto. Il ricordo è di Don Diego Cappellazzo, che ha condiviso spiritualmente con Giorgio il cammino della malattia. Si è preparato perché mi ha confidato che nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno, aveva scoperto soprattutto le cose importanti, ciò che valeva davvero. Un'impronta che Giorgio ha lasciato in particolare nei figli, che l'hanno lasciato andare così. Porteremo avanti con orgoglio, impegno e passione quello che hai costruito in questi anni, con grande umanità e sacrifici. Sei e sarai sempre un grande esempio per tutti noi. Ciao papà, ciao Gio, tua moglie Cristina e i tuoi figli Marco, Sara e Alberto. Dalla drammatica giornata di San Polo di Piave a Treviso, con l'allarme Baby Gang, la polizia individua e blocca il capo di una banda di giovani protagonisti di ripetuti atti di violenza nei confronti di un sedicenne in centro. Prima la violenza, poi le minacce, ritira la denuncia, ottene pentirai. È durato a lungo l'incubo di un sedicenne preso di mira a Treviso da una banda di giovani dediti ad aggressioni e rapine in pieno centro, obiettivo proprio i minorenni. La squadra mobile ha individuato e arrestato il capo, un ventenne, ed è caccia agli altri 3 complici. Il ragazzino viene preso di mira a giugno. Il gruppo si avvicina, lo circonda, il ventenne che li guida lo afferra per un braccio e per il collo e gli strappa la catenina. Ma non è finita. Meno di un'ora dopo, il ragazzino ancora sotto shock viene raggiunto dalla stessa gang vicino alla stazione dei treni. Lo spingono con forza verso il tunnel, lontano da sguardi indiscreti, lo schiaffeggiano e gli rubano 100 euro, l'orologio, gli occhiali da sole e alcuni braccialetti. A questo punto per il sedicenne è impossibile non raccontare tutto ai genitori che puntualmente denunciano quanto accaduto alla polizia. E proprio mentre l'indagine della squadra mobile ha inizio, il capobanda ritrova il ragazzino in città un mese dopo e lo minaccia. Ritira la denuncia. Non sa che la polizia è ormai sulle sue tracce e ha ricostruito tutte le sue azioni e i suoi spostamenti. Per il ventenne con precedenti scatta l'arresto. Ora si trova ai domiciliari e sottoposto al controllo del braccialetto elettronico come disposto dalla procura. È caccia aperta invece agli altri 3 componenti della banda in una Treviso che ancora una volta si riscopre fragile sul tema delle violenze e dei soprusi di giovanissimi. E poi la piaga dei ladri, delle razzie dopo il colpo in pieno giorno ad Ossono, abbiamo raccontato ieri, la razzia allo Sportler di Silea e il colpo in Canonica. Ieri sera diversi colpi messi a segno o tentati tra San Giacomo di Musestrelle e Bacil di Breda. Ed era stato anche messo sul gruppo il giorno prima che erano state viste delle persone strane per la strada. Prima le segnalazioni di movimenti sospetti sulla pagina Facebook di furti in corso, poi i colpi. Nuovi raid dei ladri ieri sera intorno alle 22:30 tra i comuni di Carbonera e Breda di Piave. A San Giacomo di Musestrelle diverse le abitazioni prese di mira in un episodio con i proprietari all'interno.
A Vacili i malviventi tentano di entrare nella casa di un'anziana, fortunatamente senza riuscirci. Nuovi episodi dopo il colpo messo a segno mercoledì in pieno giorno, poco dopo mezzogiorno ad Osson di Casier, vittima una cara amica di Demma. È rimasta sconvolta perché non si aspettavano né l'orario, ovvio che non ti aspetti mai il furto, ma soprattutto un orario che sono le 12:20, no? Quindi pieno giorno, vicino a casa dei carabinieri, zona di passaggio, cioè una cosa di una sfacciataggine che è incredibile. Al governo rinnovata la richiesta di pene più severe e certe per chi compie questi reati, dall'altra un'intensificazione dei controlli per ridare ai cittadini quel senso di sicurezza che sembra non esserci più, come testimoniano anche le continue richieste ad Demma dei cartelli antiladri. È un po' sta diventando quasi un simbolo di protesta, no? Quel cartello, e quindi in realtà vedere una persona di 70-80 anni che mi viene a chiedere il cartello per metterlo vuol dire che anche da loro c'è questo momento di stanchezza. Furti in corso non è solo un osservatorio speciale sul fenomeno, sottolinea Demma, ma anche un canale di contatto tra cittadini e forze dell'ordine, da cui un messaggio rivolto ai nuovi ufficiali dei carabinieri presentati ufficialmente ieri. Sentite Furti in corso, che è un bacino di cittadini di 20.000 persone, quindi è un invito anche che gli faccio, perché possiamo veramente dargli una mano, a farci dare una mano. Scusate il gioco di parole, ma è così. E adesso i problemi delle scuole in questi giorni di inizio delle lezioni. Circa 250 ragazzi di 10 classi della sede geometri distaccata delle Einaudi Scarpa di via Sansovino a Montebelluna sono rimasti a casa oggi da scuola. 3 sezioni invece sono state sistemate in altre aule. A causa della pioggia della scorsa notte, infatti, si sono verificate nella succursale dell'istituto infiltrazioni d'acqua nell'area dove sono in corso dei lavori di manutenzione straordinaria dei lucernari e della copertura. Nelle prime ore di questa mattina la provincia ha immediatamente contattato la ditta incaricata dei lavori per ricostruire le dinamiche che hanno provocato il danno, provvedendo parallelamente con istituto, dirigente e personale scolastico al ripristino delle condizioni di sicurezza, provvedendo al risanamento e alla pulizia dei locali per permettere già da domani mattina il rientro in aula di tutti gli studenti. E poi, lo abbiamo raccontato già ieri, la falsa partenza a Vittorio Veneto per il nuovo servizio di trasporto scolastico affidato a una ditta del Lazio. Tra corse annullate e fermate saltate anche oggi tanti i disagi, il Comune sta correndo ai ripari e valuta ogni azione. Uomini e mezzi sono arrivati pensati dal Lazio praticamente la sera prima dell'inizio della scuola. Il servizio è stato carente, la sicurezza è stata veramente inesistente, perché pensate che anche all'uscita delle scuole non si sono presentati con i pulmini, quindi i bambini sono rimasti in balia di se stessi, e ringraziamo le maestre, il personale scolastico e le mamme presenti che sono intervenute a supporto dei bambini abbandonati, e non abbiamo garantito il diritto allo studio perché molte famiglie impossibilitate a portare i bambini a scuola hanno dovuto tenere i bambini a casa. Al secondo giorno di scuola la misura sembra essere già colma a Vittorio Veneto, dove la nuova ditta con sede nel Lazio, che si è aggiudicata l'appalto del trasporto scolastico, sta brancolando nel buio, disseminando disservizi e pesanti malumori. Circa 170 le famiglie coinvolte, residenti soprattutto nelle zone più lontane dal centro, da Fadalto a San Giacomo di Veglia. Il disastro sembrava annunciato, ma forse non in tali dimensioni. Il perché sta nelle procedure a evidenza europea per gli appalti sopra i 500.000 euro. È successo che quest'anno siamo andati al nuovo appalto triennale, quindi con gara europea, perché l'ammontare è molto alto, superiore a quello che avrebbe potuto permettere affidamenti di altro tipo diretti, e quindi ha vinto la ditta che si è meglio qualificata. Il punto è che fin dall'inizio hanno dimostrato di essere tutt'altro che proattivi, non sono venuti a fare sopralluoghi, ci hanno risposto col contagocce, e la realtà è che il primo giorno di scuola, cioè mercoledì, ma anche il secondo, cioè oggi, abbiamo avuto tutta una serie di disservizi molto gravi. La questione è molto pratica. Uomini e mezzi, 5 autisti e 4 pulmini si sono presentati a Vittorio Veneto, uno dei comuni più estesi della regione, in zona Cesarini, ovvero martedì sera, a ridosso dell'avvio delle scuole. Nessuno tra gli operatori, ora alloggiati in un albergo, se la sente di parlare. C'è un referente dell'azienda, potete comunicare con l'azienda. C'è il numero di telefono.
Il Comune sta correndo ai ripari, sono fasi delicate dal punto di vista legale e non si esclude nessuna ipotesi dalla sanzione alla revoca dell'appalto. Certamente abbiamo già presentato le prime contestazioni scritte ieri, oggi seguiranno le seconde e così proseguiremo fino ad arrivare all'obiettivo che, ripeto, non è quello di avere una ditta piuttosto che all'altra, ma di avere un servizio che funzioni, perché un'altra cosa che ci dicono gli autisti è che loro cambieranno di settimana in settimana. Questo non è previsto dal capitolato e non può essere così, perché se gli autisti di questa settimana imparano i percorsi, lunedì ne arrivano di nuovi, saremo da capo. Quindi non è possibile continuare in questo modo, questo deve essere chiaro. Da Vittorio Veneto a Castelfranco, di nuovo con la cronaca, lavora come barbiere senza averne però i requisiti. Allora viene denunciato un giovane cittadino marocchino. È stata una prima verifica effettuata dal consorzio BIM Piave, che segue le pratiche amministrative degli esercizi commerciali a Castelfranco, a rilevare un'anomalia nei requisiti indicati nella segnalazione certificata di inizio attività di una bottega da barbiere nel centro della città. A quel punto è scattata la segnalazione al comando della polizia locale, che ha avviato le verifiche del caso. Il titolare del negozio, avviato da pochi mesi, un giovane cittadino marocchino, aveva dichiarato il possesso obbligatorio dei titoli professionali necessari per esercitare l'attività, ma senza esserne realmente in possesso. Agli agenti ha esibito un diploma rilasciato dalla Regione Lazio interamente contraffatto. Immediato il sequestro penale del documento e la chiusura dell'esercizio. Per lui è scattata la denuncia per aver fatto uso di atto falso e per aver falsamente attestato in scia titoli e qualità mai realmente posseduti. Epilogo simile per un automobilista fermato durante un controllo da parte degli agenti, ai quali ha fornito una patente di guida polacca risultata da un successivo accertamento contraffatta. Per l'uomo è scattata una denuncia, una sanzione e il fermo del veicolo per 3 mesi. Dal sindaco di Castelfranco un ringraziamento alla polizia locale e un messaggio chiaro a coloro che, dice Marcon, per agevolare dei percorsi si dotano di documenti falsi. Sappia che a Castelfranco Veneto i controlli sono approfonditi e non tollereremo e non si sta tollerando questa sacca di illegalità. E da Castelfranco a Conegliano, con la denuncia di un gruppo di cittadini: impossibile muoversi in città, siamo pronti a interpellare la prefettura. Così un gruppo di diversamente abili ci ha accompagnato in un viaggio per le vie della città del Cima. Qui ci troviamo in via Rosselli, dall'altro lato via Amerigo Vespucci. Qui fino a 8-10 giorni fa c'era un attraversamento pedonale funzionale anche per noi diversamente abili e quant'altro. L'hanno soppresso, l'hanno spostato lì davanti a quell'istituto di credito, ecco, e vi facciamo vedere una cosa incredibile: che barriere ci sono su quell'attraversamento, da suicidarsi. Qua è impossibile scendere. Questi sono i problemi che noi attraversiamo ogni giorno in questa cittadina, va bene? E dobbiamo sempre fare i percorsi non in sicurezza per i motivi, perché non c'è, diciamo così, la funzionalità dello scivolo. È un viaggio a ostacoli, quello che Raffaele Zanetti, accanto ad alcuni amici con disabilità, percorre quotidianamente a Conegliano. Tanti, troppi punti neri lamentano, chiamando in causa enti e istituzioni. Nel mirino ci sono soprattutto i lavori più recenti, con la fresatura degli asfalti che ha creato nuovi dossi, così per esempio in via Nazario Sauro. L'assenza di pedane costringe i diversamente abili ad altri percorsi, vere e proprie gincane. Il percorso pedonale a destra, a un certo momento c'è un avallo che non ci permette di scendere, perciò dobbiamo fare marcia indietro e ritornare sul punto di partenza. Però non abbiamo neanche il modo di poterci girare e fare marcia indietro fino in fondo, che è anche rischioso alquanto. Esausti e discriminati, così si autodefiniscono Zanetti, Fichera e Dall'Antonia. Il loro è un appello generale. Noi abbiamo chiesto da oltre 6 mesi un incontro col sindaco e la giunta. Ancora non ci è stato dato un appuntamento in merito. Faccio un appello all'opposizione: dov'è? Prima cosa, che non possono dire che non sono a conoscenza di questi problemi, ce ne sono ancora altri di più grossi, e portavoce anche di gente col passeggino
e mamme, gente col deambulatore, mamme col passeggino e quant'altro, ecco, domandiamo un incontro col prefetto. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta con il telegiornale di Treviso. La politica entra nel vivo, la festa democratica organizzata dal PD a Treviso in Prato della Fiera. La luna di miele tra governo ed elettorato è finita, così Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico, arrivato nel tardo pomeriggio proprio in Prato Fiera, lo ha raggiunto Lina Paronetto. Sentiamolo. Io sono tra quelli che pensa che la luna di miele del governo sia finita col Paese, nel senso che troppe promesse non riescono a essere mantenute. Se prendete il tema dei migranti o della benzina, sta esattamente accadendo il contrario di ciò che urlavano. Dall'altra c'è il tema delle risorse, che sono poche e che quindi credo sarà una manovra finanziaria complicata, soprattutto perché il rischio è quello di una parcellizzazione di troppi provvedimenti per dare la mancia a qualcuno senza un disegno che metta in fila le vere necessità del Paese, a partire da quelle della crescita. Io rimango sbalordito a vedere il PNRR bloccato o i fondi sviluppo e coesione che dallo scorso dicembre ci dicono arrivano alle regioni e questi dopo quasi un anno non si sa dove siano finiti, e parliamo di miliardi di euro per ogni regione del sud, centinaia di milioni per ognuna del nord, compreso quella in cui siamo, che si aggiungono al PNRR, non sono sostitutivi. Dopodiché però è vero che la destra è una destra che ha un insediamento sociale forte e per questo serve che noi si facciano le cose per bene. Tema migranti, l'ha citato lei, che sta esplodendo in tutta la sua gravità in queste ore. Guarda, io non faccio il controcanto alla destra perché vorrebbe dire essere anche meschini a usare gli stessi slogan quando diciamo che sbagliavano a fare questa propaganda. Di certo è che avendo scommesso loro su sbarchi molto contenuti, non avevano un piano in mente e non ce l'hanno. Per cui nel momento in cui urli prima gli italiani è finita la pacchia o addirittura chiuderemo i porti e ti ritrovi che c'è in questo momento il doppio di sbarchi, alcuni mesi fa addirittura il triplo, non c'è bisogno che chiedete a me, basta che chiediate a Luca Zaia, a Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento, ai sindaci, tanti sindaci del centrodestra, soprattutto qui al nord. Restiamo a Treviso, negozi sfitti nei centri cittadini e bottega alle prese con rincari e inflazione. Scatta la riscossa con progetti e iniziative. Serrande abbassate, negozi chiusi, cartelli come questo, affittasi, ed è proprio da una di queste botteghe storiche, l'ex macelleria di via Sant'Agostino in pieno centro, che Confcommercio richiama l'attenzione di opinione pubblica e politica sul valore delle piccole botteghe alimentari, casolini, macellerie, panifici, ortofrutta. Abbiamo superato la grande distribuzione, siamo ancora qui, abbiamo superato le crisi degli anni 10, abbiamo superato il Covid, adesso abbiamo l'e-commerce, ma su questo lo stiamo addirittura cavalcando. I nostri negozi si stanno adattando, le consegne a domicilio vengono fatte e ognuno di noi nel suo piccolo si è cercato di fare quello che poteva. Quindi siamo maledettamente orgogliosi. 1063 nella Marca, le piccole botteghe con un totale di 2.659 addetti e un fatturato di 1 miliardo e 600 milioni di euro. 305 le unità della grande distribuzione, di cui 27 ipermercati e 226 supermercati con 5.324 addetti. La grande distribuzione ha fatto i suoi affari, nel senso che ha rosicchiato diciamo dei margini per i nostri negozi, quindi quelli più in difficoltà hanno chiuso, quei pochi che sono rimasti rimarranno, perché quelli rimarranno, perché il trend dei consumi non è quello di andare esclusivamente nella grande distribuzione, ma è quella di andare sui negozi specializzati. Quello che chiediamo noi, anche alle amministrazioni, è quello di cercare di agevolare, di non ostacolare l'apertura di nuovi negozi. Le vetrine rimangono vuote anche per mancanza di ricambio. Deve avere sempre la testa sul negozio. E i figli, ma non dico i figli perché è brutto generalizzare così, cioè il mondo cambia e cambiano anche le modalità di lavoro.
Piccoli alimentaristi in prima linea a livello nazionale per contrastare l'inflazione, firmato un accordo con il governo per calmierare i prezzi fino a dicembre. Grande attenzione anche per la politica che si renda conto del valore essenziale per la tenuta sociale delle città e delle periferie, quindi un appello alla politica e al consumatore perché percepiscano i valori e il ruolo strategico. E la riscossa delle piccole botteghe alimentari parte dal Teatro Accademico di Castelfranco, dove mercoledì prossimo gli attori Igor Barbazza e Davide Stefanato porteranno in scena uno spettacolo cui seguirà una conversazione a cui la politica è invitata. Lo spettacolo si chiama Era tutta campagna, quindi evoca un periodo storico che oramai pian piano stiamo perdendo, quindi io e Davide Stefanato, che è il mio amico e collega, portiamo in scena quegli spaccati di vita che oggi purtroppo stanno venendo meno, e questo ci riempie veramente d'orgoglio. Convention e spettacolo il 20 settembre alle 18 al Teatro Accademico di Castelfranco, prima tappa della riscossa delle piccole botteghe alimentari della Marca. Botteghe in vetrina, al via una conversazione condita da una commedia dolce amara che mette al centro il Veneto e invita la politica a interrogarsi sul futuro che vuole dare a questo settore e al territorio. In realtà sono più storie che vanno a conglobarsi in questo spettacolo. Vi faccio una confidenza: Armido Scomparin, questo bambino che sogna di poter aprire un giorno la sua attività, è mio nonno, nel senso che mio nonno è stato il famoso Casoin di Dosson. Portarlo in scena per me è motivo anche di grande emozione. Barbazza e Stefanato portano in tour lo spettacolo dal luglio 2021, sul palco testimonianze di realtà che non esistono più. Nonostante oggi ci troviamo in una situazione di grande frenesia, secondo me soffermarsi un attimo e pensare da dove siamo partiti credo che sia importante. Amiamo raccontare storie, ci definiamo dei narratori e quindi finché potremo andremo in giro per i teatri e per le piazze del nostro amato territorio a raccontare, ripeto, insisto, uno spaccato di vita che oggi purtroppo sta venendo meno. Ma nella Marca l'attore trevigiano sta lavorando per portare anche una fiction ambientata in gran parte proprio in una piccola bottega di alimentari. Racconta i fatti di un giornalista di cronaca nera, ex poliziotto, e del fratello che porta avanti appunto la bottega del Casoin di famiglia, e quindi si vanno a risolvere i casi di cronaca che avvengono sul nostro territorio. È un progetto che secondo noi può portare valorizzazione del territorio, opportunità di lavoro. Con la stagione prossima, primavera-estate, mi piacerebbe poter dare inizio alle riprese. Speriamo, noi l'impegno ce lo mettiamo. La sanità adesso, tumori, quasi 2000 interventi l'anno nella Marca. Il periodo del Covid ha rallentato la prevenzione, lo sappiamo, e si prevede un incremento di patologie oncologiche. Dati emersi alla presentazione a Villa Carisi della vendemmia sociale a favore della Lilt. 1900 interventi in un anno tra ospedali dell'ULSS 2 e IOV di Castelfranco, 1000 diagnosi nell'arco dei 12 mesi solo nella Marca di tumore al seno, che insieme a prostata, colon, polmone e vescica costituisce oltre la metà delle patologie oncologiche che colpiscono attualmente i trevigiani. Già basterebbero questi numeri a dare le dimensioni di un fronte che gli anni di Covid, frenando la prevenzione, hanno contribuito ad allargare. Abbiamo ripreso a fare gli screening colon, retto, lo screening della mammella, eccetera. E abbiamo trovato effettivamente un'incidenza, un aumento di casi di tumore, ma contemporaneamente, lo dice anche l'Associazione Oncologi Nazionale, che sicuramente c'è stato un 3% rispetto agli anni scorsi, rispetto al 2019. Gli ultimi dati, quelli del 2019, dal registro tumori del Veneto, ci dicono che in provincia di Treviso ogni anno si sviluppano 5.650 nuovi casi di tumore, quindi sono tante persone che ricevono una diagnosi che mette in difficoltà l'equilibrio della persona, ma anche l'equilibrio familiare, e la Lilt cerca di dare supporto a queste persone. 600 i pazienti che ogni anno vengono accompagnati alle terapie dai volontari Lilt, 480.000 i chilometri percorsi solo nel 2022, e proprio la Lilt andrà il ricavato della 6ª edizione della vendemmia sociale, dedicata quest'anno all'imprenditore vinicolo Giorgio Cecchetto e realizzata in collaborazione con 2 aziende agricole. Avere delle aziende, dei sostenitori che ci supportano ogni anno sicuramente ci permette di programmare anche con più serenità quelli che sono i nostri progetti. La Lilt, con cui appunto questo percorso è nato ancora anni fa e che siamo felici di portare avanti anche quest'anno, proprio nonostante l'impegno e il lavoro che serve per organizzare una giornata del genere, la soddisfazione poi di vedere anche le persone che vedi che sono soddisfatte
soddisfatte di essere venute lì. Vendemmia, spremitura, infine il Grande Spiedo. Si partirà sabato 23 settembre alla Facchin di San Polo, quindi il 24 settembre alla tenuta Amadio di Monfumo. Nel nostro piccolo, per quello che riusciamo, è il motivo che dici, lo vorresti fare anche tutti i giorni se ci fosse la possibilità, perché non credo sia facile e soprattutto per loro ritrovare aiuti così. E poi la sanità, ma con il sorriso, gli ospiti speciali oggi per i bambini della pediatria del Cafoncello nell'ambito del progetto Camminare per la Vita. Guardate. Spider-Man, Superman, Hulk, Batman, Power Ranger, eccoli, supereroi acrobatici che hanno regalato un pomeriggio speciale ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria del Cafoncello. Si sono calati dal tetto dell'edificio fermandosi ad ogni piano. Dove le finestre erano aperte è stato possibile anche scambiare 2 parole con i piccoli ricoverati e i loro genitori. Un'iniziativa che rientra nel progetto Camminare per la Vita, che unisce sport e solidarietà. Regalare un sorriso e rendere meno difficoltoso il percorso di cura e guarigione è l'obiettivo, ed è anche per questo che ai bambini è stato regalato un paio di scarpe. È anche un messaggio di tornare presto a camminare con noi, visto che siamo Camminare per la Vita, ma anche di guarigione, poter correre e guarire presto. E la vera domanda che poi ci poniamo è: i supereroi sono quelli che si calano dal tetto o sono i piccoli in reparto che lottano ogni giorno per la vita? Io credo siano loro, e noi oggi facciamo un piccolissimo omaggio per farli sognare e regalargli un momento di serenità. L'emozione dei piccoli pazienti è la stessa di chi ha regalato loro qualche momento di spensieratezza. Vederli il loro sorriso è la cosa più bella che ci sia. Sì, è un'emozione grandissima. Poi partecipare a questi eventi qua, un supereroe per questi bambini qua è una cosa grande. Un sorriso veramente per questi bambini. Siamo sempre supereroi noi. Ciao ciao. Adesso andiamo nel Bellunese. E in primo piano c'è la durissima presa di posizione delle associazioni di protezione ambientale, dal CAI a Italia Nostra, da Lega Ambiente al WWF, che hanno deciso di abbandonare il tavolo di confronto con la Fondazione Milano Cortina 2026. Alla luce di quanto sinora avvenuto, scrivono in una nota dopo l'incontro che si è svolto ieri a Milano con Fondazione e la società Infrastrutture Milano Cortina, non è più proficua la nostra partecipazione. La contestazione principale riguarda la mancanza di elementi che attestino la sostenibilità ambientale delle opere dei Giochi Olimpici 2026 dichiarati nel dossier della candidatura. In particolar modo, per quanto riguarda la pista da bob di Cortina, le associazioni rilevano come si sia persa un'occasione storica di confronto prevista dalle procedure di valutazione ambientale, che avrebbe potuto portare al miglioramento dei progetti e del loro inserimento ambientale, naturalistico e paesaggistico. Malgrado il lievitare dei costi dell'opera dai 50 milioni iniziali ai 120 milioni di oggi, nella Fondazione Nessimico si sono dichiarati disponibili a considerare l'alternativa di Innsbruck, ambientalmente ed economicamente più sostenibile. Dunque una presa di posizione molto forte, quella di abbandonare il tavolo con Fondazione Milano Cortina 2026. Al Parlamento europeo è iniziata la discussione sullo status di specie protetta del lupo, dell'orso e della lince. Quindi con i dati presentati ieri a Bruxelles si potrà giungere alla decisione di limitare la protezione concessa ai grandi predatori, uno dei grandi problemi del bellunese. È giusto che l'Europa prenda atto di questo problema che deve essere risolto. Gian Antonio Darè l'aveva anticipato sabato scorso in Alpago in occasione dell'inaugurazione di una nuova malga. Ieri all'Europarlamento è iniziata la discussione sullo status di specie protetta di lupo, orso e lince. L'iniziativa è arrivata dopo le pressioni del gruppo Identità e Democrazia, che ha lavorato per garantire maggiori tutele agli allevamenti, soprattutto quelli delle zone montane. In Veneto, oltre alla provincia di Belluno, sono interessate le zone di Asiago e della Lessinia. Il problema del lupo esiste anche il problema dell'orso, certamente non in maniera così quantificata come ha la Croazia, che ha già messo in programma circa 750 abbattimenti di orsi, ma il problema del lupo sui nostri territori sta creando delle grosse difficoltà ai nostri allevatori, ai nostri operatori della montagna. Ad oggi si contano 19.000 esemplari di lupo negli Stati membri dell'Unione Europea, 21.500 nella grande area europea, 3.350 solo in Italia. Salvo particolari casi di pericolosità, ad oggi è proibito cacciare i lupi. La richiesta di Identità e Democrazia è quella di rivedere lo status di protezione dei grandi predatori, anche in considerazione della crescita esponenziale
degli animali. I dati dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale dicono che dal 2015 al 2019 gli attacchi del lupo sono costati allo Stato italiano qualcosa meno di 10 milioni di euro di risarcimenti, circa 2 milioni l'anno. Nel 2022 nel solo Veneto le predazioni denunciate sono state 297, in crescita rispetto ai 3 anni precedenti. La politica perciò, accogliendo le richieste degli allevatori, si sta facendo parte attiva per arrivare a una gestione più efficace dei grandi predatori. Lo scopo è quello di arrivare ad un prelievo attento e regolato di esemplari per ridurne la presenza, che, afferma Darè, ormai è giunta a numeri insostenibili per il nostro ecosistema. Sulle Dolomiti la stagione sciistica partirà il 25 novembre. Tradizionalmente i primi comprensori sciistici apriranno l'ultimo sabato di novembre, mentre gli altri seguiranno man mano fino all'apertura ufficiale il 5 dicembre. La stagione di Dolomiti Super Ski invernale durerà quasi 5 mesi. Il volume degli investimenti per il 2023-2024 ammonta a 110 milioni di euro. Quest'anno il focus è rivolto soprattutto ai sistemi di innevamento programmato, sempre più importanti per garantire la puntualità delle stagioni e la qualità costante delle piste durante l'arco della giornata e della stagione stessa. Dopo le difficoltà scaturite dal caro energia, seguito ovviamente alla guerra in Ucraina, il risparmio in questo settore è diventato l'imperativo di tutte le amministrazioni. L'obiettivo è quello dell'utilizzo delle lampade a LED. Cambierà l'illuminazione pubblica di Feltri. In 3.000 punti luce ormai obsoleti verranno messe lampade LED che consentiranno un risparmio energetico pari fino a quasi il 60%. Il Comune non spenderà nulla perché ha deciso di aderire ad una gara indetta dallo Stato che vedrà tutto affidato per i prossimi 9 anni all'azienda vicentina vincitrice dell'appalto per tutto il Veneto. Per Feltri significa rinnovare completamente dal punto di vista strutturale proprio la città, perché quando parliamo di illuminazione, quando parliamo di energia rinnovabile, quando parliamo di riqualificazione diventa fondamentale non solo per quanto concerne le spese eccetera, ma per quanto concerne i cittadini una garanzia anche qualora ci fossero dei guasti eccetera, perché qui ci si occupa anche di manutenzione oltre che di rinnovo di tutti di 3.000 appunto impianti punti luce. 24 fino ad ora i comuni veneti che hanno aderito, tra cui Vicenza, Noale, Castelfranco e Asiago. Altri hanno preferito gestire il rinnovo con gare autonome o provvedervi per stralci, come ha fatto la stessa Feltri investendo circa 130.000 euro l'anno scorso. Poter dare il tutto in mano a chi se ne occupa a tempo pieno e con un canone garantito di circa 400.000 euro ha però indotto la Giunta Fusaro a questa scelta. Abbiamo scelto adesso di fare un salto di qualità, aderire alla gara Consip, che è una gara che ha gestito lo Stato per noi, in cui le pubbliche amministrazioni possono aderire entro la fine dell'anno. C'è una società di Vicenza che ha vinto il Lotto 4, che è Friuli Venezia Giulia e Veneto, e che offre un pacchetto completo. Gli unici a non essere toccati saranno un centinaio di punti luce aerei, incompatibili con le lampade LED, e che per sostituire i quali sarebbe necessario un investimento assolutamente eccessivo. E adesso, dopo l'annullamento del 2022, torna quest'anno una delle gare automobilistiche di corsa in salita più popolari d'Italia. Guardate. Continuerà a chiamarsi Pedavena Crocedaune, anche se questa 39esima edizione a Crocedaune non ci arriverà, visti i divieti contenuti nel regolamento del Parco delle Dolomiti Bellunesi. Dopo lo stop dell'anno scorso, seppure accorciata, la gara automobilistica di corsa in salita si tornerà a fare, ma il percorso avrà termine a Piandavena, giusto sul confine del parco. La Pedavena Crocedaune è la storia, è la tradizione di Pedavena e di tutto il Feltrino. È per questo che anche l'anno scorso abbiamo lottato assieme al comitato per far sì che questa manifestazione potesse ritornare nelle curve, nei tornanti della nostra Crocedaune. Tornerà a Crocedaune? Io mi auguro che torni a Crocedaune, c'è la volontà politica, c'è la volontà delle istituzioni, anche grazie a un cambio del regolamento che il parco sta attuando in questi mesi, la speranza è che tutto possa ritornare come prima. Lo stop subito un anno fa brucia ancora, c'è chi ricorda quello avvenuto nei primi anni 70 dopo le prime 3 edizioni. Allora c'era però stata una vittima tra i concorrenti di un'altra gara. Nel 2022 fu solo una questione di carte. Comunque sia, per i quasi 200 concorrenti iscritti si comincerà venerdì con le verifiche tecniche per proseguire sabato mattina
con le 2 manche di prova e infine domenica con le 2 manche di gara. Per noi il feltrino in particolare è molto importante perché prima cosa ci porta a lustro in tutto il territorio nazionale, quindi ci fa conoscere, e poi anche per il territorio. È una corsa vissuta da tutta la popolazione e per noi non farla sarebbe stato irrinunciabile. È tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito e arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica piuttosto bassa sul nostro territorio, dunque tempo ancora variabile. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 15 settembre. Sul Veneto prevarrà un cielo nuvoloso ma con crescenti schiarite, specie su bassa pianura e costa. Alcune fasi di piogge sparse probabilmente più rade a fine giornata. Temperature stazionarie, minime sui 13-20 gradi, massime comprese tra 23 e 26 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo possibili rovesci alternati a pause asciutte. I temporali saranno più probabili al mattino su pianura e costa, al pomeriggio invece in montagna. Temperature minime tra 19 e 22 gradi, massime sui 24-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Anche qui non mancherà un'alternanza fra sole e nubi con rovesci diffusi. Temperature minime intorno ai 14-17 gradi, massime sui 25 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.